5 giugno 2013, onorata di essere ospite di Radio Fantastica in compagnia di Giuseppe Castiglia. Il piacere è tutto mio, anzi tutto nostro, perché insieme a me c'è anche Gianfranco Comis che mi accompagna all'interno di Radio Fantastica, ovviamente in quella che è la trasmissione di punta che si chiama Alla Catalla. Ecco, toglici subito questo dubbio, alla catalla, che significa? Dunque è una parola che viene dal greco, alla cat alla, anzi un insieme di due parole, una delle quali è anche ripetuta. Alla cat alla vuol dire molto e altro molto, quindi una quantità indefinita che noi di solito utilizziamo per dire qualcosa di indefinito. Per esempio c'erano tante macchine, di solito diciamo c'era un'alla catalla di macchine, un'alla catalla di gente, oppure è successo l'alla catalla, ovvero qualcosa difficile da descrivere. Oppure c'è un modo di dire dalle nostre parti che dice chi lo fa alla catalla è frummendo a credenza, il che significa che magari ha la macchinona, gli abiti firmati, la collanona che gli pende al collo, però poi non può comprare il pane, quindi frummendo a credenza. Per cui fare alla catalla vuol dire fare qualcosa di talmente tanto grosso, imponente o comunque pieno di tante cose che non si possono definire in una sola parola, quindi molto e altro molto. Giuseppe, oggi speaker radiofonico ma anche cabarettista, comico, barzellettiere, come trovi? Ragioniere pure. Come trovi l'ispirazione per rinnovarti ogni giorno? Ma io non è che cerchi un'ispirazione in particolare, la trovi ogni giorno, anche perché la radio ti dà l'opportunità di avere un'interazione immediata con il pubblico tramite la SMS line, tramite i social network come Facebook, per cui immediatamente hai il riscontro intanto dell'ascolto, il che ti fa piacere, ma poi soprattutto c'è la possibilità di cogliere cose che gli ascoltatori ti offrono inconsapevoli secondo me, e da lì poi se hai la testa che riesce ancora a funzionare allora ti inventi qualcosa, perché qui non si scrive nulla, non ci sono autori se non i nostri ascoltatori. Loro con i messaggi ispirano quelli che poi sono gli sketch o le gag che accadono durante la trasmissione, quindi nessun autore, nessun copione, nessun canovaccio, nulla di nulla. Il siciliano, diciamo, è stato il protagonista delle tue barzellette, dei tuoi sketch. Quali sono le caratteristiche del siciliano che tu vuoi trasmettere al pubblico? Ma di solito quando racconti la barzelletta ci metti dentro quelli che sono i vizi e le virtù anche, no? Perché poi Saro Falsaperla, che è il catanese tipo che io di solito descrivo nelle barzellette, in realtà è un po' l'alter ego di tante persone. C'è chi ci vede dentro se stesso, c'è chi ci vede il proprio fratello, la sorella in certi casi, il proprio macellaio, il carabiniere vicino casa. È un personaggio che rappresenta un po' tutti e rappresenta il siciliano in pieno. Dici com'è il siciliano? È un italiano un po' geneticamente modificato, perché abbiamo scoperto che siamo un po' tutti uguali alla fine, nord e sud sta gran differenza non c'è. Noi abbiamo forse in più qualcosa che ci hanno lasciato i greci, che ci hanno lasciato le varie dominazioni che abbiamo avuto. Ovvero? Ma non lo so, probabilmente una cultura verso l'arte che in questo momento probabilmente è assopita, perché intorno non si vede molta arte, anzi si vede tutt'altro, però credo che sia solo assopita, è un gene che abbiamo da queste parti del Mediterraneo, io credo che prima o poi verrà fuori ancora. Ascolta, a volte utilizzi il dialetto nei tuoi sketch, riesci ad arrivare anche a un pubblico che siciliano non è? Sì, devo dire la verità che anche se non ci credevo, siccome ho il vizio di parlare un siciliano molto molto vecchio, non tanto antico, vecchio, di quello che si parla nei quartieri, allora spesso mi trovo costretto a dover spiegare anche ai catanesi alcune parole, alcuni termini che utilizzo, il che mi ha fatto capire che probabilmente se lo faccio sempre, faccio in modo che anche chi non è siciliano riesce a seguire qualcosa dove io infilo parole assurde, perché poi alla fine gliele spiego, anzi mi dicono che a Sharm el Sheikh ci sono persone che ascoltano addirittura alla catalla del luogo e ogni tanto vanno salutando gli amici dicendo "Oh mare, siamo ciopuvessi", come un personaggio di alla catalla.
A proposito di siamo troppo persi, quanto è difficile e importante nello stesso tempo riuscire a far ridere in un tempo di crisi economica come quello che stiamo vivendo? Beh, sicuramente è una responsabilità in più, perché voglio dire, la gente ha davvero bisogno di ridere, forse una delle poche cose che è rimasta gratuita peraltro, perché basta accendere una radio e sentire alla Catalla o altre cose, mica soltanto noi, oppure una TV, non dico venire a teatro perché oggi gente che paga il biglietto purtroppo ce n'è poca perché non se lo possono permettere, però una risata si può fare sempre, c'è sempre il modo di potersela fare, quindi credo che a noi tocchi quantomeno la missione di far ridere più gente possibile. Poi è chiaro che lo facciamo anche di lavoro, ma per il momento stringiamo i denti anche noi, come tu. Parliamo ancora della tua vita privata, quanto sei orgoglioso tu che non provieni comunque da una famiglia ricca di esserti fatto da solo, e quanto è orgoglioso tuo padre di avere questo figlio così artista, lui che ti aveva costretto a fare una scuola di calcoli? No, aveva scelto per me il De Felice, che è una scuola, un istituto tecnico commerciale da cui viene fuori un ragioniere, no? Io sono un ragioniere diplomato, ma in realtà insomma non avevo affatto questa indole, io disegnavo benissimo e volevo fare l'istituto d'arte. Quindi mio padre scelse questa scuola che non c'entrava molto, allora io mi sfogavo in altro modo, vivevo in un quartiere difficile che è quello di San Cristoforo, quindi la maniera migliore per evitare di frequentare magari brutti ambienti, sai, insomma lì c'è l'oratorio, si gioca a pallone tutti insieme, può capitare, no, di avere qualche amico, ne ho avuti tanti, però preferivo poi andare a fare il teatro. Allora da lì a 12 anni cominciai a muovere i primi passi su un palcoscenico. Mio padre, devo dire, non ci credeva molto, anzi pensava perdessi tempo, poi quando vide che tutto sommato un po' di talento c'era disse vabbè, insomma ci guadagni pure, perché io cominciai anche a farlo di lavoro anche presto, quindi alla fine ecco, se ne sono fatti una ragione, poi adesso ne sono anche fieri e orgogliosi, ci mancherebbe altro. Hai citato tra le tue passioni il disegno, tra le altre c'è anche la musica, suoni più strumenti musicali, riesci ad incastrare queste tue due passioni anche col cabaret? Ma guarda, il cabaret ormai è diventato un lavoro, io una volta le barzellette le raccontavo agli amici per il piacere di raccontarle, adesso è un lavoro con date, con orari, con viaggi, con microfoni, tecnici e insomma un sacco di cose. Per quanto riguarda la musica, insomma l'ho messa un po' da parte, la fotografia che è un'altra mia passione, ultimamente non la pratico tanto, lo stesso dicasi per il disegno, diciamo che il lavoro e le mie figlie mi prendono più tempo di quello che forse riesco poi a trovare per me, insomma io preferisco comunque passarlo con le mie figlie, che è una cosa migliore. Progetti all'orizzonte? Progetti, io non faccio mai progetti a lungo termine, anche perché sono abituato a non sognare di andare sulla Luna se prima non ho lo shuttle on the garage. È arrivato, applauso all'americana per José, grazie. Buongiorno a tutti. Eccolo qua. Grazie. Allora José, ma Cucusoni? Appunto. Dico, la domanda subito mi sorge spontanea, ma Cucusoni? Perché qua il gruppo si chiama Ma Cucusoni. Sì, questo titolo, diciamo, Ma Cucusoni è nato così, una sera suonavamo nel mio locale e un componente ha sbagliato, io mi sono detto ma Cucusoni, porca, anche io. Allora io dovrei fare un gruppo, ma Cucù Travaglio, capito, con lui, no? Ed è rimasto questo nome. Ecco. È un gruppo di musica folk siciliana, ha origine a Favignana, quindi un'isola proprio di fronte Trapani, facilissima da raggiungere, e possiamo sentire un pezzo, perché io ho caricato il tuo CD che mi hai portato e che terrò con me ovviamente nella mia automobile, e il pezzo che ho scelto è una bella canzone di Rosa Balistreri, ce la vuoi annunciare tu? Tu lo visse che vai alla Sari, tu lo visse, su base ricordo, diciamo. Che bella, ai 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 ai, moro 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 moro, sciato del lume core, l'amore mio se tu. Anche l'arrangiamento, oh porca miseria, questa non l'avevo mai sentita così, l'ho sentita in tanti modi, l'ho sentita cantare a Carmen Consoli, l'ho sentita cantare a un sacco di cantanti, anche non siciliani, però questa versione un po' da orchestra italiana, secondo me questa insomma ha la sua forza, no? Sì, tutto questo vi voglio ricordare che lo trovate anche su www.siciliaterradamori.it. Ho detto bene Giambattista Pollina? Dopo voglio sentire anche te per i saluti finali. Oggi abbiamo anche Pamela Giampino, abbiamo due cameraman, stiamo
siamo tutti insieme all'interno del box di Radio Fantastica e di Alla Catalla qui al Parco Commerciale Le Zagare, una bella giornata di musica, di messaggi dei nostri ascoltatori e di tanti amici ospiti. Mi piace quando Alla Catalla è così, Gianfranco, Bella, ricca. Mi piace molto anche a me. Complimenti a José Tammaro, ai Macuccu Sono, si chiamano così, di Favignana. Se siete da quelle parti cercateli, magari li sentite suonare da qualche parte quest'estate, chissà che non vengano anche da noi, dopo ci lasciamo i contatti, magari. Dopo ci lasciamo i contatti e vediamo un po' di Grazie. combinare qualcosa. Ascolta Giuseppe, tu sei la prova vivente che è possibile realizzarsi anche in Sicilia, nella propria terra natia, in questa terra meravigliosa ma anche difficile. Dai un consiglio a tutti quei giovani bravi e preparati che vogliono mettere a disposizione della loro terra le loro conoscenze, le loro attitudini. Beh, guarda, io sono un convinto assertore del fatto che dovremmo fare tutto qui da noi, no? Anche perché tutto sommato abbiamo le TV, abbiamo le radio, abbiamo anche una tradizione in questo settore. Poi soprattutto siamo stati pionieri a livello televisivo sia dalla parte di Catania che anche dalla parte di Palermo. Le radio siciliane sono tantissime e sono anche famose peraltro e anche molto ascoltate, per cui si può lavorare qui, si può restare qui, si può anche andare fuori e studiare, perfezionarsi, perché questo succede in tutti i campi, mica solo nel campo artistico, però credo che poi si può tornare qui. Capisco che è difficile lavorare qui, che per guadagnare €1 bisogna lavorarlo 3 volte, probabilmente è una caratteristica negativa della nostra terra, però questo non significa che bisogna andare tutti quanti fuori. Si può fare? Sì, si può fare, io non vado mai a fare provini per andare a Zelig o a Colorado, non ne ho mai fatti perché ho sempre preferito lavorare qui. Ho cercato di creare una cosa che fosse una bella cosa radiofonica. Alla Catalla lo è diventata, pare che sia la trasmissione più ascoltata in Sicilia, per cui tutto sommato alla fine mi realizzo il mio piccolo regno. Dice qualcuno, ma allora ti piace fare il re di un piccolo regno piuttosto che essere un soldato qualunque in un grande regno? Io nella TV nazionale, nella radio nazionale grandi regni francamente non vedo neanche tanta qualità, per cui tutto sommato se posso fare qualcosa di carino qui senza spostarmi troppo lo preferisco. Ascolta Giuseppe, noi ti ringraziamo, ti auguriamo tanti nuovi successi e ti chiedo soltanto l'ultima cosa, un saluto per i fan di siciliaterradamuri.it alla Saro Falsaperla. Ah beh, Saro Falsaperla, giustamente c'è la barzelletta del bambino, quella ciao mamma, ciao papà, ciao zia, a quando mi feci nascere dalla lavatrice. Ecco, questo è tanto per dire. Ciao ragazzi, a tutti gli amici di www.siciliaterradamuri.it e grazie per la torta, è meraviglioso. Ma pace facemo, anigarella mia, sciato di l'arma mia, l'amore mio se tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume core, l'amore mio se tu. Ai 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 ai, moro 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 moro, sciato di lume core, l'amore mio se tu. Questa intervista è stata realizzata da GBP Servizi Web per il portale turistico siciliaterradamuri.it che promuove la Sicilia e i siciliani nel mondo. Sponsor dell'iniziativa Casa Vacanze Isola Mia Favignana e il ristorante La Grotta di Gibellina. L'amore mio se tu, ai 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 ai, moro 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 moro, sciato del lume core, l'amore mio se tu.